Ezechiele 37. Quando ho accennato questa storia rapidamente a mio figlio in macchina, ha spalancato gli occhi. Gli sembrava una storia incredibile, una storia che è strano sentire nella Bibbia. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi la carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo Spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore. Ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla il Signore. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Signore, manda il tuo spirito su di noi e facci vivere della tua vita, Signore. Ma prima ancora apri i nostri occhi, Signore, perché noi possiamo credere che quello che può accadere è quello che tu stabilisci che accada, o Signore. Abbi pietà di me, Signore, come ti è già stato chiesto, Signore. Non guardare all'insufficienza dello strumento, Signore, ma porgi al tuo popolo la tua benedetta e vivente parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Per i nostri ragazzi, per Andrea e Simone, siete in prima fila. Oggi lascio in pace Daniel. L'hashtag è tornare a vivere, quindi segnatevelo e cercatelo nel messaggio. Questa è una storia particolare, è una storia, qualcuno ha detto anche un po' macabra. Questo profeta che cammina in mezzo a ossa di cadaveri,
di un esercito ucciso. Però prima di iniziare a esporre quello che il Signore ha messo nel mio cuore, voglio dirvi perché ciascuno di noi deve credere in questa parola. Perché c'è una conferma storica, non è una figura, tra l'altro è una figura che Dio stesso propone. Prima fa vedere questa visione al profeta, poi dice questo è il mio popolo, che era in una certa condizione. C'è una conferma storica, potete anche cercare nei manuali di storia. Il popolo di Israele è stato riunito, vi ricordate che era in 2 regni? È stato riunito ed è stato ricondotto in Palestina. Quando il Signore diede questa visione al profeta, gli promise che questo popolo separato sarebbe stato riunito e questo popolo riunito sarebbe stato ricondotto. Ed è avvenuto. È avvenuto. Questa non è una figura spirituale, questa è storia. Quindi c'è una conferma storica che in questi momenti in cui meditiamo la parola di Dio ci deve confermare nel cuore che quello che Dio dice lo vuole dire a noi perché accada come Lui lo sta dicendo. Amen. Ora il contrasto è tra quello che vede il profeta e quello che vede Dio, tra quello che osserva intorno a lui il profeta Ezechiele e quello che invece Dio è capace di vedere al di là dell'apparenza dei nostri occhi, della nostra razionalità. Ciò che vediamo noi sono ossa secche, ciò che vediamo noi è uno scenario di sconfitta, uno scenario che ci fa perdere ogni speranza. Addirittura specifica Ezechiele, quasi come se volesse mettere questa nota, quasi a dire al suo lettore: attento, io ti sto descrivendo ossa secche, ma non ti prendere di speranza, perché qui la situazione è disperata. Queste ossa erano molto secche, cioè erano in uno stato di decomposizione, in uno stato che anche prendendole e provando a farne qualcosa non sarebbe uscito nulla di buono. Quindi ti metto questa nota a margine: non avere troppa speranza, quello che si vede è disperato. Questo osserva il profeta. È interessante leggere questo brano mettendo come paletti e chiavi di lettura le domande o gli ordini che Dio fa a Ezechiele. Perché ogni volta che Dio parla e poi lascia fare al profeta, cambia tutto. Cambia nella sua testa, nella testa del profeta, cambia nelle azioni. Fa una domanda e Ezechiele inizia a elaborare. Poi gli dice fa questo e inizia ad avvenire qualcosa. Poi gli dice il Signore qualcos'altro e avviene qualcos'altro. Che sia Dio a scandire i tempi, le azioni e le decisioni della nostra vita. Perché se anche Ezechiele era umanamente senza speranza, però una cosa fece che ispira la nostra condotta. Seguì il Signore sempre. Fece quello che il Signore gli diceva, anche se la sua testa gli diceva altro. Dicevo, Ezechiele guarda e quello che vede è ossa secche. Perché secche? Perché queste erano le ossa di un esercito, di soldati. Quelle ossa secche dicevano che qualcuno aveva perso la battaglia. Queste ossa secche dicevano che qualcuno aveva provato a vincere, aveva provato a combattere, ma non ce l'aveva fatta. Non ce l'aveva fatta. C'è qualcuno a cui risultano familiari queste considerazioni. C'è qualcuno che legge nella sua vita sconfitta. C'è qualcuno che legge nella sua vita ho provato a combattere e devo ammettere che sono stato sconfitto, sono stato abbattuto. Ho combattuto, ci ho provato, ci ho sperato per un certo momento, ma sono qui. La mia vita è stata sconfitta, la mia battaglia è stata persa e ora qui mi trovo in una situazione di morte.
senza movimento, senza forza, senza vita, senza testimonianza di vittoria, senza alcuna identità. Quelle alla fine erano ossa, non erano più neanche scheletri, non si potevano neanche identificare i singoli corpi dei soldati, erano ossa così, senza ogni identità era stata persa, ogni legame, ogni forma, ogni educazione spirituale, tutto è diventato confuso, raggruppato in un mucchio di confusione secca. Quello che vedeva Ezechiele era una visione davvero che lasciava ogni speranza. E come Ezechiele, se c'è qualcuno che si ritrova un po' in questa situazione, forse ha detto: non c'è soluzione. Siamo così facili a guardare alle nostre difficoltà in questo modo. Siamo così facili a considerare velocemente che quando abbiamo subito una sconfitta facciamo trionfare la difficoltà stessa, la ergiamo a trionfo. Ha vinto lei, ha vinto l'avversario, ha vinto la prova, è stata più forte, mi ha sopraffatto. E la sconfitta è diventata il titolo d'ingresso della mia vita. Siamo così facili a giungere a quella conclusione, che poi, attenzione, è una conclusione terribile, perché è come gettarsi da un burrone, franare giù. Appena noi diamo spazio a questa conclusione, una dietro l'altra, vengono tante altre cose. Allora arriva il rinnegamento, arriva la delusione, arriva ogni cosa che parla di morte. Ma questo passo mi ricorda la storia di Lazzaro. Lazzaro era malato quando avvisarono Gesù, chiedendogli: vieni e prega per il tuo amico. Ma Gesù tardò, e quando arrivò, le sorelle di Lazzaro gli dissero: ti abbiamo chiamato quando si poteva far qualcosa, ma adesso è tardi. Così ragioniamo noi. Chi era presente venerdì si ricorderà che abbiamo parlato di un modo di vedere le cose che è nostro, ma poi c'è un modo di vedere le cose che non è nostro ed è di Dio, ed è completamente fuori dalla nostra logica. Dio fa le cose che noi non pensiamo, Dio vede le cose che noi non vediamo. E anche quando davanti a noi c'è la disfatta più totale, non è detto che ci sia sconfitta nella nostra vita se c'è ancora Dio che pronuncia una parola. Amen. Ciò che vediamo noi troppo facilmente ci spinge alla sconfitta, e qualcuno poi accusa anche Dio: se sono diventato un mucchio di ossa secche, è colpa tua che non sei intervenuto quando io ti ho chiesto di intervenire. Abbiamo frenato un articolo di un giovane che aveva scritto un'espressione che come pastori non abbiamo condiviso. Questa espressione era: l'uomo chiama, Dio risponde. Attenzione a questa falsa teologia, perché il Signore rimane ancora Dio e non noi. Dio chiama e noi rispondiamo. Dio parla e noi agiamo. Amen. E allora tante volte la nostra situazione di ossa secche fa ricadere su Dio la colpa. Io ho chiamato e tu non hai risposto. Io ti ho chiesto di fare una cosa e tu non l'hai fatta. Ma quello che conta per avere la vita è avere fiducia nel Signore. Fino a quando? Signore, se tu fossi arrivato prima, mio fratello non sarebbe morto. Tuo fratello vivrà, dice il Signore. Disse Gesù a Marta: sì, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno. E Gesù gli rispose:
io sono la resurrezione e la vita. E Lazzaro risorse. Ora, ciò che vediamo noi è questo, ciò che vede Dio è un'altra cosa. Mentre Ezechiele camminava tutto attorno a questa valle di ossa secche, ascoltate Andrea e Simone, mentre camminava intorno a queste ossa secche, Dio stava vedendo qualcos'altro. Dio stava vedendo un esercito. Dio continuava a vedere un esercito, quello era stato un esercito, ma Ezechiele non era più in grado di vederlo, Dio continuava a vederlo. Dio continua a vedere quello che noi possiamo essere sotto di Lui, alla Sua presenza, nella Sua volontà. Quando diamo ascolto alla Sua parola, Dio continua a vedere quello che noi non vediamo. Dio vedeva un esercito, Dio vedeva quello che Ezechiele non vedeva e gli dice, gli anticipa, gli dice: fa questo, perché questo è ciò che io voglio che avvenga. Ordina, e queste ossa si riuniranno e cresceranno dei muscoli intorno a queste ossa, e poi la carne intorno, e poi coprirò di pelle questi corpi, e poi metterò lo spirito. Che cosa stava dicendo il Signore a Ezechiele? Stava dicendo: non sei tu mai che puoi mettere la parola fine a una situazione. Io solo, Dio Onnipotente, posso mettere la parola fine, e se io non la metto, fine non sarà. Ma Signore, queste ossa sono pure molto secche, l'ho scritto, l'ho sottolineato. Ho suggerito al mio lettore di stare attento e di non sperare. Sono molto secche, la situazione è irreparabile, non c'è più speranza. E Dio dice: ti dico quello che farò. E inizierò a farlo soltanto quando tu profetizzerai. Che non è la falsa teologia proclama e avverrà quello che tu proclami, perché avviene solo quello che dice il Signore, non quello che diciamo noi. Ma il fatto che Dio chiese a Ezechiele di profetizzare stava dicendo: ti devi umiliare, devi fidarti di me a tal punto di dire le cose che tu non puoi concepire. Tu l'hai fatta la tua descrizione, tu l'hai fatta la tua dichiarazione, la situazione per te è così, ma ti devi fidare di me. E il Signore gli dice: profetizza, di a queste ossa: ascoltate, io faccio entrare in voi lo spirito, rivivrete. E così il Signore dice: questo è quello che farò. E questa mattina questo è ciò che il Signore vuole fare in qualche cuore, in qualche casa. Dio vuole innanzitutto tornare a darci integrità, vuole tornare a dare forma alla nostra vita, vuole tornare a darci sostegno. Voi sapete che è lo scheletro che sostiene il nostro corpo. Senza il nostro scheletro tutti i nostri organi sarebbero tutti informi, non avremmo la possibilità di muoverci, non avremmo alcuna forma. Dio vuole dare forma alla nostra vita, Dio vuole darci un'integrità, una stabilità. Dio non vuole che oscilliamo seguendo ogni vento di dottrina, Dio non vuole che seguiamo il nostro umore, e dove c'è qualcuno che ci fa sperare in un pizzico di serenità, noi andiamo e cambiamo idea, e cambiamo strada, e cambiamo opinione. Dio ci vuole dare lo scheletro. Dio ci vuole dare sostegno. Dio ci vuole rendere stabili. Amen. Se non lo fa, non può proseguire nella sua opera. Quando Egli ci ha resi integri in Lui, quando Egli ci ha resi stabili in Lui, Egli metterà muscoli e carne, Egli ci darà forza per muoverci, per riprendere il movimento,
Perché noi lo sappiamo che ha a che fare sempre con il movimento. Non c'è passo nella parola in cui il Signore suggerisca ai Suoi di fermarsi nel cammino, sempre avanti, sempre avanti. Eppure, quando noi ascoltiamo la voce della sconfitta, noi la prima cosa che facciamo è fermarci. E quando ci fermiamo, viene la debolezza spirituale. Ma Dio ha promesso che dopo averci ridato la forma che abbiamo perso, Egli ci darà la forza, perché Dio vuole che ci muoviamo. Amen. Dio vuole che torniamo in movimento. Infatti il profeta lo descrive, c'è stato un rumore, quello è il rumore delle ossa, e poi dice un movimento, le ossa che si spostano, che si riuniscono per formare i corpi. E poi, quando ha completato quest'opera di rinvigorimento, e gli mette la pelle, la parte più esterna, quell'identità che ci dà la testimonianza. E tutti dovevano vedere che quello era l'esercito del Signore, non l'esercito della Siria o di un'altra nazione. C'era bisogno della pelle, dovevano vedere di quale etnia faceva parte quell'esercito, dovevano riconoscere visibilmente, esteriormente, che quello era il popolo di Dio, era l'esercito del Signore. Dio ci ridarà l'identità che ci permette di tornare a testimoniare di Lui. Amen. Perché quando noi viviamo e ci affossiamo e ci infanghiamo nella sconfitta, la nostra testimonianza non vale più niente. Che cosa dobbiamo dire a un mondo che è già sconfitto, che è già nella morte, che è privo di vita, che è fermo? Che cosa dobbiamo dire quando noi viviamo nella sconfitta, quando noi assecondiamo il compromesso? No, il Signore ci darà una pelle. E fatemi accostare questa storia, per esempio, alla storia della guarigione di Naaman, il lebbroso, la cui pelle era segnata dalla lebbra, ma quando il Signore lo guarì, quella pelle era liscia come la pelle di un bambino. Quella è la testimonianza che il Signore ci darà, che farà dire a tutti: quell'uomo, quella donna fanno parte del popolo di Dio, dell'esercito di Dio. Si vedrà una pelle che è stata purificata, lavata dai propri peccati. Dio farà l'opera. Dio farà l'opera. E vedete che non è soltanto una toppa, non è soltanto un rimedio, un cerottino alla ferita. Dio compie un'opera completa. La pelle intorno, la testimonianza. E io penso che il profeta fosse già stupito di vedere tutto quello. E a volte noi chiediamo al Signore tutte queste cose che abbiamo perso. Ci fanno perdere la gioia, il senso anche di camminare nelle vie del Signore. Ma mancava ancora la cosa più importante. E voi non lo sapevate nel testimoniare, nel pregare in questo culto. Manca lo Spirito. Ezechiele lo nota, queste sue note a margine che fa nella descrizione. Guardai, vidi ricomporre questi corpi dei soldati, ma non c'era in esse nessuno spirito. E allora il Signore ordinò al profeta: ordina dai 4 venti, spirito soffia e dà la vita. Perché possiamo anche arrivare ad avere la forma, ma poi ci vuole la vita, e quella vita la dà solo il Signore. E così il Signore soffiò lo Spirito e questo esercito si alzò in piedi ed era di nuovo l'esercito del Signore. Alleluia. Ciò che Dio può fare. La domanda: queste ossa possono rivivere? La risposta non sta a noi, la risposta sta al Signore. Non ci dobbiamo preoccupare della nostra risposta, perché dobbiamo soltanto ammettere che la nostra visione delle cose è limitata, ma colui che si umilia sarà innalzato, colui che riconosce che il Signore sa le cose che noi non sappiamo
è un uomo e una donna benedetto. La risposta sta in Dio. Ezechiele parlò, Ezechiele confidò nel Signore e Dio fece quello che Ezechiele non poteva neanche immaginare. Amen. Dio lo vuole fare. Questa mattina non pensiamo se è possibile o no che cambi la situazione. Non pensiamo come accadrà, oppure ci abbiamo provato tante volte, non è accaduto, per cui perché questa volta dovrebbe essere diverso? Non pensiamo a queste cose. Ascoltiamo soltanto la parola di Dio. Vi ricordate nell'ebraico la parola ubbidire? In realtà è ascoltare. Ascoltiamo quello che Dio dice. Perché questa non è materia nostra. La vita non è materia nostra. La forza non è materia nostra. La speranza non è materia nostra. Cristo è venuto perché noi eravamo senza vita, senza forza, senza speranza. Non ci appartenevano, le abbiamo perse col peccato. Ma vita, forza, speranza è materia del Signore. E allora facciamo parlare colui che sa qual è la sua materia. Amen. Quindi noi non dobbiamo pensare, dobbiamo ascoltare. E questa mattina dobbiamo invocare il nome del Signore. Profetizza allo Spirito, invoca il nome del Signore e il Signore darà la vita. Amen. E il Signore ci farà vedere vittoria dove c'è sconfitta. Amen. Ora qualcuno può dire: fratello, ti ho ascoltato, belle parole, ma torno all'inizio e concludo. A queste parole noi dobbiamo credere, perché c'è una conferma storica di queste parole. C'è una conferma storica, e se è già avvenuto una volta, avverrà ancora, perché Dio è fedele. Vi chiedo di alzarvi in piedi, preghiamo il Signore.